Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Soundtrack City, sempre qui con Massimo Privitera. Ciao Massimo. Ciao a tutti, ciao Marco Testoni, siamo su Soundtrack City Plus. Oggi parliamo di una puntata dedicata a un festival. Come avete visto ultimamente cerchiamo di prendere contatti, di cercare da vicino di osservare una serie di festival, ovviamente a carattere musicale, in giro per l'Italia. Ce n'è uno in particolare che si svolge al Milano e stiamo parlando del Gran Festival del Cinema Muto, che peraltro è arrivato alla 14ª edizione. E sì, perché il cinema muto continua a riscuotere grande interesse, soprattutto in tema di rimusicazioni, cioè di colonne sonore ricreate per un determinato film. E questo, diciamo così, è un genere, è un'area di produzione molto interessante, dove tu sei andato a intervistare una degli interpreti e compositrici fondamentali di questo genere. Sto parlando di Rossella Spinosa. Ci parli un po' sia del festival che della Spinosa? Allora, sono andato a intervistare Rossella Spinosa, che conosco da molti anni, autrice tra l'altro ad oggi, e di questo ne abbiamo parlato nello specifico, di 136 colonne sonore nuove per film muti. Lei veramente ha musicato di tutto e di più, tutti i generi, dai film più famosi dell'epoca del muto, tipo La corazzata Potiomkin, Il gabinetto del dottor Caligari, Metropolis, e in questo spazio Lambrate, dove sono andato a intervistare Rossella e abbiamo chiacchierato della sua esperienza ormai dal livello internazionale, perché lei ha portato questo festival, che è una sua creazione, insieme poi al compagno Alessandro Calcagnile, che è anche il direttore d'orchestra, perché lei molte di queste partiture le esegue o le riesegue con il supporto di alcuni membri di un ensemble di orchestre di vario tipo, tra cui anche l'Orchestra Sinfonica di Milano, o solamente al pianoforte, e comunque sempre diretta dal compagno Alessandro Calcagnile. Sono andato a trovarlo, come vi dicevo, presso lo spazio Lambrate. Gli ho chiesto un po' cosa comporta per lei realizzare colonne sonore nuove, anche 70, 80, 120 minuti di musica nuova per questi film muti. Personaggio molto particolare perché è una pianista, prima di tutto una clavicembalista, ha studiato all'Accademia Chigiana con il maestro premio Oscar Luis Bacalov, ha avuto questa carriera e ha tuttora questa carriera internazionale anche come docente. Lei proprio insegna musicologia, insegna musica applicata alle immagini, ha veramente suonato in tutto il mondo e ha scritto non solo musica applicata alle immagini, ma anche opere, sinfonie, musica da camera e musica per il teatro, che sono state eseguite veramente da tutte le parti. Quindi è molto curiosa questa intervista che ho fatto, perché ci tenevo comunque a parlare con una compositrice soprattutto di questo livello, di questa caratura. Io vorrei aggiungere che il Gran Festival del Cinema Muto di quest'anno ha un particolare focus dedicato al Giappone, e in particolare nella figura di un regista, Ozu, ma non solo, perché da quanto so c'è anche un evento invece, diciamo, a carattere più moderno, contemporaneo, dedicato invece al compositore appena scomparso Ryuichi Sakamoto. Quindi io direi di andare a vedere questa intervista che Massimo ha fatto a Rossella Spinosa. Benvenuti a Soundtrack City, e ho il piacere enorme di avere con me finalmente live un ospite speciale, una cara amica, compositrice, clavicembalista, pianista di fama internazionale, Rossella Spinosa, che tra l'altro ho saputo che sei anche laureata in legge. Sono laureata in legge, laureata in musicologia e diplomata in pianoforte, in clavicembalo e in composizione. Vedi? Sì. È la terza occasione che abbiamo come ospite una donna, sì, che doveva fare l'avvocato e si è messa a fare la musica. No, allora io non dovevo fare l'avvocato, no, assolutamente, però è utile
avere una laurea in legge è qualcosa assolutamente di utile, secondo me. Ti salvaguardi per i diritti. Esatto, sai che soprattutto per noi compositori non è cosa di poco conto, no? Senti, allora alle nostre spalle sta, diciamo, andando proiettato un film, uno dei più famosi film dell'epoca del muto, il Golem, che tra l'altro è musicato da poco, e potete leggere la recensione. Bellissima, devo dire, ringrazio vivamente, davvero. Su colonne sonore. Ma noi abbiamo intervistato su colonne sonore tante volte Rossella, la musica per l'immagine e la musica dell'immagine, ancora non la ricordo, un'intervista meravigliosa. E lei è una delle pochissime in Italia, prima ancora che si divulgasse la novella di dover rimusicare i film muti, e non solo, anche i cortometraggi, che aveva già dato prova di grandissima abilità nel ricomporre e dare nuova linfa vitale a molti film dell'epoca del muto, tra cui film di Charlie Chaplin, La corazza da Potionkin, poi avevi fatto Metropolis, sia per solo piano che per l'orchestra. Esatto, anche l'orchestra più di 100. Ormai siamo in realtà 135, possiamo dirlo. No, 135 film rimusicati. Erano 132 fino a prima dell'estate. Vedi? Ecco, adesso si è aggiunta la filmografia di Ozu e quindi entro la fine dell'anno se ne aggiungeranno altri 4, quindi arriveremo a quota 139. Allora, poi quasi a 200 festeggiamo. Assolutamente. Senti, allora, visto che stiamo parlando di epoca del muto, di film muto, e poi tu tra l'altro hai un modo di scrivere partiture nuove, diciamo nuove, per il cinema muto, anche molto particolare. Tu riesci sempre ad entrare dentro le immagini e a far sì che queste vivono anche al di fuori attraverso le tue note. Questo che tu dici è davvero per me non soltanto un onore, no? Ma è un po' la ragione stessa per cui mi sono avvicinata a questo mondo, a questo habitat sonoro e ho deciso di lavorare in questa direzione. E hai detto qualcosa che anche lui se lo diceva sempre, no? Luis Baccarat diceva sempre: la tua non è musica applicata alle immagini, è musica che però misteriosamente funziona sulle immagini. Io non sapevo mai se sorridergli, essere arrabbiata per questa definizione o essere felice. In realtà naturalmente mi ero felice perché identificavo una modalità assolutamente personale. Poi se vogliamo noi compositori, lo sai bene, frequentando così tanti compositori, quello a cui miriamo è l'identità, cioè che sia un'identità forte e che sia un'identità riconoscibile. Quindi sicuramente in tutti questi anni e così tante pellicole in cui ci sono state quelle migliori, quelle meno eccellenti ovviamente, come è naturale e giusto che sia, è stato però un percorso che mi ha permesso di delineare un sentiero. Per cui oggi sicuramente, cioè, è vero, è importante il fatto che sia riconosciuta per questa attività e che ci si renda conto della specificità del tipo di produzione musicale che vado a fare, no? Okay. Però è anche vero che, e questo è estremamente galvanizzante per me, è anche vero che sono riuscita a trovare una modalità per scrivere la mia musica per entrare comunque in comunicazione col pubblico, sì, che è qualcosa di estremamente importante per me, sia come esecutrice sia come ancora più compositrice, perché comunque arrivo da una scuola compositiva che è la scuola del Conservatorio di Milano e che comunque ha una visione estremamente diciamo pionieristica, avanguardistica della composizione. Quando sono arrivata in Chinciana ero tutt'altro che una compositrice per musica da film, perché non avevo mai musicato nulla, nessuna sequenza. Quindi per me era veramente tabula rasa. Cos'è che ti disse Baccarat? Era una partitura folle quella del tuo esame? Sì, esatto. Che non sai se era un complimento. Non sapevo, però aveva deciso di dirigerla lui. Vedi, allora. Per la realizzazione della registrazione, perché venivano registrate le tracce e poi venivano montate sulle sequenze, soltanto alcuni di noi, in quel caso fummo in 3, venivano presentati al pubblico e decise di dirigerla lui, che per me era un onore ma anche una estrema apprensione, come puoi immaginare. Esatto. Però quando vide come avevo trattato la voce era un soprano in quel caso, avevo preso, usucapito in pratica un piccolissimo frammento del Nino la Gioia di Beethoven e dopo l'avevo trasformato creando una partitura visionaria come lui la definiva. Era Shining, se non mi ricordo male. Assolutamente.
E quindi, però da lì è iniziata questa avventura. E come diceva sempre Luisa, hai scelto una strada giusta per te, perché col caratteraccio che ti ritrovi discuti sempre con tutti, quindi discuti sicuramente anche con i registi, devo confermarlo, perché per te la musica è assolutamente essenziale, hai scelto il migliore regista di sempre, ci scrivi sulla musica che ritieni più opportuna. Esatto, non ti possono neanche rimproverare, redarguire, anzi contestare. Però sai, alla fine c'è da pensare questo, cioè che in realtà il banco di prova vero lo hai quando vai in teatro, no? Cioè anche l'altra sera ero al Giano Festival, il 19 e il 20, e avevo la prima sera ho fatto il serale, poi il giorno successivo per una pletora di ragazzi, erano 400 ragazzi che erano presenti, che non avevano mai assistito ad una proiezione di cinema molto con la musica dal vivo. Tu sai il tipo di partiture che io scrivo, quindi è stata una roba pazzesca, perché c'è stata una risposta da parte di questi ragazzi incredibile. Ma è stata, in quel caso ho fatto Méliès, Viaggio nella Luna, e ho fatto Cenere, quindi due mondi opposti, esattamente, perché il festival mi aveva chiesto di abbinare qualcosa a Méliès, perché loro avevano identificato era tutto un viaggio nel fantastico. Allora io avevo proposto proprio qualcosa di esattamente agli antipodi, per dimostrare sia naturalmente la modalità diversa di applicazione della musica sulle immagini, e quindi far sì che loro potessero avere, sia gli studenti sia i frequentatori del festival, due modalità di approccio musicale completamente diverse. E infatti è stata una scommessa però vinta, perché realmente il riscontro da parte del pubblico è stato pazzesco. E alla fine questa forse è la soddisfazione maggiore, ma è anche quello che dici, che hai scritto nella recensione, è qualcosa che davvero mi ha toccato profondamente, perché al di là del dimostrare quella che è la tecnica compositiva, che tu come compositore devi avere, cioè c'è poco da fare, per cui anche Ennio Morricone lo sai benissimo, diceva a tutti i compositori: prima di tutto studiate, e questo è sacrosanto, prima di tutto studiate, imparate a scrivere, e dopo aver imparato a scrivere voi potete scrivere tutto quello che in realtà può essere eventualmente funzionale alle immagini. È chiaro che se devo andare a musicare un film fantastico, appunto userò un approccio di un certo tipo. Se vado a musicare un film narrativo, ne userò un altro. Se vado a musicare Zigaberto sull'uomo con la macchina da presa, piuttosto che esatto, capito? Cioè è chiaro che devo utilizzare in una non narratività un tipo di approccio musicale completamente diverso. Lì che cosa ti viene chiesto? Che tu abbia realmente queste competenze compositive a disposizione, che tu possa fare realmente il meglio possibile per rendere la tua musica funzionare alle immagini e anche interagire con essa. Quindi creare un percorso che, come diceva sempre Luis, viva anche di suo, però che contemporaneamente non sia disgiunto dall'immagine, perché il problema fondamentale oggi, secondo me, è questo. Che poi, allora, io non sono mai stato uno contro le tecnologie, e contro soprattutto anche fare qualcosa di trasgressivo, contro le immagini, però c'è sempre. Il contrasto è contemplato. Benissimo. Io mi ricordo che ho visto un tuo collega che ha, per I Promessi Sposi, il primo film, diciamo, colossal italiano, che dura tra l'altro 3 ore, se non mi ricordo male, ha scritto una partitura funky. Che dici, caspita, un po' dispiace, però devo dire che quando poi comincia a entrarci dici, però non è neanche sbagliato, sono dei momenti che devo dire, poi non tutta funky, però quei momenti action, tra virgolette, chiamiamoli così, non mi ha scioccato più di tanto. Anzi, ti volevo chiedere una cosa, a proposito, tu sei una compositrice, perché comunque non è che solamente scrivi per le immagini, tu hai scritto sinfonie, musica da concerto. E le due anime corrispondono, o come diceva Morricone, una da una parte e una dall'altra? Allora, io credo che in questo anche il film, no, su Ennio abbia spiegato un po' al mondo esterno che cosa viviamo noi. Nel senso che per chi arriva da un percorso accademico, diciamo che adesso c'è una situazione diversa rispetto a quella che c'era, per dire, 10 anni fa, in cui c'era una sorta di visione proprio radicale, netta. Chi scriveva per il mondo della musica applicata alle immagini non scriveva per la musica, o quantomeno veniva mal visto dal mondo accademico, perché il mondo accademico doveva essere puro nella sua assolutezza, come se in realtà poi l'altro mondo non fosse puro a sua volta. Comunque, lasciamo perdere. Anche in questo è stata una sfida per me decidere di lavorare in questa direzione. Perché? Perché
Io non ho mai creduto alle cesure e sono di mio una ribelle, lo sai Nicola. No. Quindi tutto quello che mi viene dato come canonizzato e assoluto devo provare a verificare se può essere dissolto. E allora in questo senso io ho detto, ma se ho a disposizione dei mezzi, se ho a disposizione delle competenze, perché non elaborare una partitura che in realtà possa vivere anche di suo, no? Nel senso che, per dirti, io ho scritto una partitura per Felix Duquette, che è un cortometraggio di cartoon degli inizi del Novecento, e quella partitura vive di vita sua anche autonoma, come pezzo di natura strumentale. Okay. Sebbene sia nato in funzionalità di quelli. Okay. Però in realtà è diventato un pezzo da concerto. Okay. Difficilissimo, però un pezzo da concerto per cui tantissimi colleghi che non hanno nemmeno idea della genesi di quel pezzo dicono è un pezzo strabiliante, eppure è un pezzo che nasce in virtù di quella che è l'applicazione di un'immagine, che naturalmente, come sai bene, come sapete bene tutti voi che seguirete anche questa breve conversazione, scrivere la musica sui cartoon è qualcosa di complessissimo, perché i sync sono tantissimi. E ovviamente la ricchezza di quella partitura affascina il mondo della musica non applicata, ma nel momento in cui viene considerata applicata alle immagini si scopre una funzionalità incredibile. Allora è questo, cioè le cesure in quanto tali sono ritrattive del risultato artistico che si possa conseguire, secondo me, e isolano e creano diciamo proprio delle isole che tra loro non comunicano mai erroneamente, no? Questo non vuol dire che io posso prendere qualcosa da un settore e portarlo in un'altra senza fare un'attenta valutazione di che cosa portare all'interno e di cosa lasciare fuori. Questo a mio avviso è sbagliato. Chiaramente ti posso dire, anche perché sono reduce del 5 ottobre, c'è stata una prima che mi ha recato tantissima soddisfazione, no? È stata realizzata questa prima esecuzione del Sogno di Kiplero, che è ispirato a Somnium, al testo che in realtà è un piccolo trattato di astronomia che Kiplero ha scritto e che io ho trasformato dal punto di vista linguistico per presentarlo al pubblico, rendendolo più facile, perché ovviamente non è proprio trattato con tanto di scientificità sottesa. Ne ho fatto un'opera di 40 minuti circa, che è stata commissionata dall'Orchestra Sinfonica di Matera, recentemente nata tra l'altro. Sì. E che per la prima volta si approcciava, da quando è nata, con una partitura contemporanea. Erano insieme a me anche altri due compositori che però non hanno scritto per voce e orchestra. In questo caso io ho scritto per voce e orchestra, usando la voce di un controtenore che già di suo è estremamente particolare. Ho avuto una fortuna, consentimi di dirlo, di avere a disposizione una vocalità e un artista strepitoso che è Antonio Giovannini, docente al Conservatorio di Ferrara, bravissimo, che ha imparato praticamente a memoria la partitura. Ed è passata con una fluidità incredibile, nonostante il pubblico non fosse assolutamente avvezzo alla musica nuova, nonostante. Allora, io sicuramente posso dire che così tanto lavoro sulla musica applicata alle immagini mi porta ad avere una manualità della scrittura che è quella, diciamo, se vogliamo, dei tempi passati, lasciatemelo dire. Allora, i grandi compositori che vivevano di questo mestiere, che vivevano del fare musica e dello scrivere musica, e a cui io sempre dico, anche agli studenti che vengono a studiare con me, dico sempre: cosa vuoi fare della composizione? Vuoi farne il tuo mestiere o vuoi farne un appendice della tua esistenza? Nel senso che scrivere 7 minuti, 8 minuti, 10 minuti all'anno, per quanto importante si siano, e ti presenta una modalità di approccio alla composizione di un certo tipo, no? E anche una presenza sulla scena musicale di un certo tipo. Poi, per carità, può essere una commissione estremamente importante, nulla questo su questo aspetto, però scrivere, come nel mio caso, io se mi va male scrivo 4 film all'anno, che vuol dire circa 70-80 minuti di musica al film, quindi calcoliamo, no? A parte questo, scrivo un quantitativo di musica da concerto inenarrabile, perché lo vedi, mi segui, quindi sai benissimo quanta musica scrivo. Il che vuol dire che io non c'è giorno che non scrivo. Infatti, è fondamentale. Non c'è giorno che non scrivo, come faceva Stravinsky. Poi magari c'è Spinana, come faccio anch'io. Cioè io arrivo alla fine e dico, quando è stata eseguita, non me lo dimenticherò mai, quando è stato eseguito l'Isola del Peccato di Hitchcock con l'orchestra di pomeriggi musicali su partitura mia,
Io sono arrivata alla fine della prima prova e ho detto al direttore: non funzionano i primi 2 minuti. Mi guarda terrorizzato e mi dice: quindi non abbiamo tempo di scrivere 2 minuti, non hai tempo per scrivere 2 minuti e poi inserirli, abbiamo fatto la prova ormai finale. E ho detto: però sono i primi 2 minuti, e se quei primi 2 minuti non funzionano viene inficiata tutta, perché chiaramente lo sai meglio di me, l'esperto di musica applicata all'immagine. L'attenzione, Esattamente, cioè, in realtà erano nemmeno 2 minuti, ma sono quelli fondamentali per catturare quella che è l'attenzione. Io ho passato tutta la notte a scrivere. L'Orchestra dei Collegi, che è fatta anche da tante persone, tanti musicisti che stimo, che apprezzo e che sono cari amici, hanno recepito le prime pagine che io ho sostituito anche con l'aiuto dell'archivista che mi ha aiutato in quel caso, e abbiamo provato soltanto per la generale il primo minuto e mezzo, una manciata di minuti, poco meno di 2, e ha funzionato in una maniera incredibile. Ma questo perché devi avere anche una consapevolezza, cioè uno spirito critico estremamente forte, e essere terzo rispetto a te stesso, cioè essere fuori da te stesso, non innamorarti della tua idea semplicemente, no? E dire a te stesso: ah, quanto sono bravo, quanto ho scritto. No, guardare da di fuori e pensare: io mi ascolterei, io quante volte mi ascolterei e mi riascolterei, e io sono una persona esperta, quindi non sono una neofita che per caso si trova ad ascoltare, no? Per cui anche avere un livello alto di consapevolezza e di autocritica è fondamentale. Senti, forse in realtà in parte ce l'hai già detto, ma se io devo fare conoscere Rossella Spinosa ai nostri curiosi ascoltatori, lettori, nel caso della rivista, qual è la partitura che tu ritieni di tutte le 135 che hai scritto, quella che forse dovrebbe andare ad ascoltare per prima e rappresenta anche la tua cifra stilistica? Allora, c'è una partitura a cui io sono particolarmente legata e che non è stata pubblicata per ragioni di diritti, perché non... allora, forse in realtà 2, però una è proprio quella che forse mi esprime in assoluto, che è il Gabinetto del Dottor Caligari. Ok. È una partitura su questa meraviglia di Vine, e che io ho scritto per orchestra sinfonica con l'aggiunta del pianoforte, perché io devo esserci sempre, se c'è la mia musica assolutamente è fondamentale per me essere lì all'interno della musica, sentirla, sì, assolutamente, devo viverla, perché altrimenti per me è troppo fisiologica come esperienza. È una partitura che mi ricorderò per sempre, perché c'è anche Corazzata Potionchi, no? Che è stata fondamentale, e magari ne parliamo dopo, che mi ha tenuta in grande tensione fino alla fine, no? Anche perché c'è la famosa frase di Fantozzi, è una cagata pazzesca, e già hai paura, no? Chissà quando sei pubblico, quindi tu fai 70 minuti di musica e poi dici magari si alzerà quello di turno che ti dice è una cagata pazzesca, e tu ci hai messo un'eternità a scriverla, no? E invece no, poi fu un successo strepitoso, anche questa, avevamo 1200 persone in sala, veramente un successo strepitoso. Però Robert Wiene veramente è stato per me un viaggio, nel senso che un po' me lo ricordo anche perché io ho scritto questa partitura in montagna. Ok. In tempi strettissimi, quasi alla Meisel, se vogliamo. Vai. Veramente con tempi strettissimi dovevo scrivere, e avevo questa montagna gigantesca davanti mentre scrivevo, e non era un caso, nel senso che già dai primi accordi sono di una durezza, di una rocciosa, veramente, ma l'aspetto incredibile è che le parti, l'incisività melodica è presente, ma è talmente frastagliata, con una texture così intrisa di corposità e anche di senso di drammaticità, ma anche di evocatività, che secondo me è una delle partiture forse che ho scritto. Guarda. E che non ho avuto la fortuna fino adesso di riuscire a pubblicare. Mi auguro che un giorno abbia la possibilità, con i diritti, di poterla pubblicare, perché davvero ci ha lasciato un cuore, in un certo qual senso, no? Ed è stata, anche il riscontro del pubblico è stato vedere persone, compositori, miei colleghi, che pur contrari alla musica applicata all'immagine, hanno voluto ascoltare, sono venuti dietro le quinte alla fine del concerto dicendo:
dal primo momento fino all'ultimo non c'è stato un attimo in cui io abbia provato non un senso di noia, ma un senso di rilassamento, per cui c'è stata una tensione costante e un'attenzione, una focalità, ma anche persone comuni. E quando riesci ad ottenere questo, sia dalla persona che assolutamente non ha detto, che dal professionista estremamente anche volutivo nelle scelte musicali, allora pensi di aver fatto veramente un buon lavoro. E lì sono grandi soddisfazioni, no? Sai, poi il mondo compositivo lo sai meglio di me perché hai a che fare con tanti compositori, è vissuto tutto all'interno, un mondo di solitudine, un mondo che però io adoro, perché al di là del fatto che poi io sono una persona che ama chiacchierare con la gente, sono in realtà una solitaria, e infatti non sembrerebbe, ma in realtà sono una solitaria, non solo, ma per esempio una volta una compositrice argentina, mia carissima amica, mi ha chiesto: ma tu quanto ci metti a scrivere un pezzo? Proprio considerando anche il numero delle partiture che scrivo. Io le ho risposto candidamente, ma in estrema verità, io sono lentissima. E lei mi ha guardato e mi ha detto: non ci credo, cioè è impossibile. Ma sì, perché io scrivo tutto insieme. Nel senso che io non scrivo, cioè adesso non sto scrivendo il film di Ozu che va in scena il 13 novembre. In realtà io sto scrivendo 5 cose insieme, quindi io non lo so quanto tempo dedico ad uno, quanto tempo, perché? Perché io devo lasciar posare il pensiero musicale, perché soltanto allora sento che è veramente mio. No, sei tu che sei sono incantato, sappiamo. No, assolutamente, è molto difficile vivere con me, perché sono una che ha sempre, come dice mia figlia, sono sempre la testa per aria, perché sto sempre pensando, il pensiero rimane collegato. Non è che c'è il tuo marito che ti dice... No, che lui mi tira giù e mi odia per questo, perché ogni volta... Allora, tutti sempre gentilissimi nei miei confronti sulla musica, sulla mia musica, e per cui anche adesso, no, con l'Orchestra Sinfonica di Matera, tutti che veramente mi facevano tantissimi complimenti, bellissima, visionaria, stupenda, e lui che non ottenere un parere da mio marito, il mio compagno, perché noi siamo una parte della mela e l'altra, no? Ma volutamente fuori da ogni canone, e lui, prima di ottenere un riscontro positivo da lui, guarda, non mi dimenticherò mai quando ho scritto una partitura in nata nostra figlia, e avevo da scrivere questa partitura sulla Francesca Bertini, La Serpe. Allora, un film bellissimo, tra l'altro, drammaticissimo, una roba. Mia figlia non ha dormito per i primi 3 anni e mezzo, non dormiva mai, e quindi anche io già dormo poco, diciamocela, e dormo 3-4 ore per notte più o meno. E scrivo, però la notte è il momento migliore, perché tutto tace, tutti dormono, e io scrivo benissimo. Allora lei però non dormiva, quindi continuamente dovevo andare da lei un po' per allattarla, un po' per curarla, insomma ero sempre sveglia. Questa partitura doveva dirigerla Alessandro, e ad un certo punto mi dice: allora, manca una settimana all'inizio delle prove, io ho bisogno della partitura. E io gli dico: conosci la situazione, quindi ci sto lavorando giorno e notte, cioè non è colpa mia, no? Dammi un attimo di tregua, ce la farò. Mi metto in impegno per 3 notti di seguito, non dormo niente, proprio niente, cioè zero assoluto, 24 ore su 24 per 3 giornate di fila senza dormire. Ti sei dopata? No, allora io devi sapere che ho una dopatura naturale, perché ho l'ipofisi che sopravproduce dopamina. Vedi, c'è sempre un sistema, la roba dell'arte. Assolutamente, per cui in realtà poi è questo fondamentalmente, cioè quando sono addirittura d'arrivo davvero non penso a dormire. Allora, per 3 giorni di seguito non dormo, riesco a consegnare la partitura, mancavano per 3 giorni alla prima prova. Lui mi guarda, prende la partitura stampata che gli do, mi guarda e mi dice: a questo punto la vado in prova. Io lo guardo, ed è stata la prima volta in cui stavo davvero per esplodere. Come? Alla fine della prima prova, lui è venuto da me, io non gli leggevo la parola ovviamente, lui è venuto da me e fa: non so tu come abbia fatto, ma hai scritto una partitura della Madonna. Benissimo, va bene, si può fare. Alessandro Carcanile, ti sei salvato in contropiede. Esatto. Citiamo ugualmente. Senti, esatto. Sì, ma fantastico. Io starei ore e ore a parlare con te, perché poi... Ma poi chiediamo loro, noi siamo... No, ma figurati. Ma loro sono belli curiosi, loro vogliono proprio
come si dice, carpe diem, con gli dati, Ma per dire poi tutto quello che... fornisci sempre materiale di alto interesse, quindi... No, ma poi è bello perché, sai, non ne abbiamo mai visto, è vero che, diciamo, l'ambito della quota rossa, nell'ambito compositivo in Italia, siete troppo poche, anche se ci sono tante veramente autrici bravissime, e poi nell'ambito tuo siete veramente 2 o 3, appunto di una, poi tutte e due a Milano, provincia. Anche se da un po' estivo. Sì, vi conosco entrambe, siete una all'opposto dell'altro, per fortuna vostra. No, ma va benissimo, va benissimo. Senti, invece, no, ti volevo chiedere che la domanda che noi facciamo sempre in conclusione delle nostre puntate è perché siamo legati anche alla parte radiofonica, certo, che noi andiamo anche in radio con una, diciamo, pillola di queste interviste, e una canzone originale, quindi scritta appositamente per un film, che ti è rimasta particolarmente impressa, ovviamente non tu anche, perché tu scrivi canzoni, quindi là già siamo assolutamente. Però questa è una domanda che lascia sempre un attimo di pausa a Adriano Celentano, lunghissima, perché è lunghissima, ma allora c'è il film di Muccino che aveva la canzone, aspetta, quale? L'ultimo un bacio? Sì, quella di Carmen Consoli. Vedi, non l'ha detta mai nessuno. Era giustissima, secondo me, su quel film era giustissima. E che ti ha colpito in particolar modo. Sì, infatti, cioè, normalmente l'applicazione della canzone sul cinema, insomma, diciamo che adesso molti registi anche la cavalcano, no? E quindi effettivamente è molto d'uso. Però che ci sia poi qualcosa che veramente funzioni, e quando ho visto il film di Muccino e ho ascoltato la canzone della Consoli, ho pensato, beh, questa ci sta davvero, cioè questa è giusta. Perfetto. Sul film. Senti, ma ti piacerebbe scrivere una canzone per un film muto? Allora, io ho scritto la Santa Notte dell'Elvira Notari, è ispirata, l'intera pellicola è ispirata alla Santa Notte, che era una canzone partenopea. Allora, io che cosa ho fatto? Ho studiato la canzone, ho preso naturalmente le armonie e ci ho scritto in realtà un'altra canzone in sostanza, che non ho usato nel momento filmico in cui viene cantata una canzone. Io ho scritto un'altra parte cantata più semplice, e invece ho usato quella nel momento topico finale del film. Non lo rivedo perché da vedere questo film. Ed è qualcosa di incredibile, perché quando l'ho portato al Politeama a Palermo, ed è stato un evento bellissimo in cui anche tanti esperti di cinema sono venuti ad ascoltare e ne sono rimasti folgorati. È stata proprio l'evidenza di come una canzone che abbia anche un suo tessuto storico, perché è una canzone popolare del mondo partenopeo, no? Trasformata, non perda la natura di canzone, ma possa diventare addirittura coautrice di una valenza proprio narrativa topica. Quindi sì, mi piacerebbe. Ci ragionerò anche. Adesso sono immersa nel mondo di Ozu, nel mondo storico. Quindi chiudiamo allora questa bellissima intervista, devo dire. Grazie. Affascinante questa straordinaria donna, nonché compositrice, che non è poco. No, invece tu è da anni che segui questo evento meraviglioso che si chiama il Gran Festival del Cinema Muto. Assolutamente. Che quest'anno tanto è andato in tutto il territorio lombardo, bello, al di fuori, anche con i prezzi gratuiti, quindi non dovete perderlo. È stato bellissimo. Adesso avremo il prossimo appuntamento il 13 novembre in Università Bicocca, nell'Auditorio Martinotti, e saremo lì con questa pellicola di Ozu, che è incredibile, che è la storia delle erbe fluttuanti, che tra l'altro non è visibile online perché non esiste con i sottotitoli, ed è veramente un lavoro importante, imponente, 1 ora e 26 di musica, e subito dopo 2 giorni sono invece al Beltrade, ritorno a Beltrade con l'appuntamento sempre con Ozu, però con Una donna di Tokyo. E quindi è davvero dopo andremo avanti e ritorneremo anche con gli archi della Sinfonica di Milano al 5 dicembre con la locanda di Tokyo, con questa nuova partitura per pianoforte e archi, che sarà diretta da Alessandro Calcagniere, e che faremo con gli amici dell'Orchestra Sinfonica di Milano insieme prima. Quindi intanto io ringrazio Rossella di essere stata nostra ospite. Io ringrazio te. Ci saranno anche altre occasioni, vi invito a leggere i reportage, le interviste
e tutte le altre cose che abbiamo dedicato a questa splendida donna. Ringrazio lo Spazio Lambrate, questo meraviglioso posto che ci ospita, perché è veramente carino. Infatti alle spalle abbiamo questo schermo che abbiamo potuto vedere mentre parlavamo del golem. Anche perché il restauro fatto da Cinetica Umanitaria, che ha pubblicato proprio le mie musiche sul golem. Quindi, capito, quindi andate ad ascoltare Rossella Spinosa. Grazie. E grazie ancora. Grazie. Grazie infinite.